Buongiorno, benvenuti alla Focus TG. Siamo un po' in anticipo oggi per seguire alcune importanti comunicazioni da parte del Presidente Luca Zaia, che sarà collegato qui in diretta con noi fra pochissimi minuti. Oggi doppia giornata di appuntamenti a Palazzo Balbi, sede del governo regionale. Fra pochissimo si parlerà del Teatro Stabile del Veneto, ci sarà la presentazione di un nuovo socio sostenitore. Subito dopo, perché il governatore poi passerà da una sala all'altra, nel piano nobile di Palazzo Balbi verrà presentato lo studio di fattibilità della pista di bob di Cortina d'Ampezzo. Sappiamo per quelle che saranno le importantissimi impegni sportivi dei prossimi anni. Si è parlato molto anche di questa struttura. Ovviamente questa sarà l'occasione per fare il punto anche dell'emergenza Covid. I dati di ieri poi magari li rivediamo assieme. Sappiamo che quelli del lunedì non sempre corrispondono alla reale situazione per una serie di motivi, di passaggi, di lungaggini, di rallentamenti nel passaggio proprio dei dati puri. Quindi le 2300 circa nuove positività ufficializzate ieri potrebbero trovare un contraltare decisamente diverso oggi. Sappiamo che c'è il timore sempre più forte della variante Omicron che si espande molto rapidamente. Abbiamo fatto il punto con l'assessore Lanzarin, sta partendo anche un monitoraggio a campione in Veneto come in altre regioni italiane, ma abbiamo visto che a livello nazionale la variante Omicron corre davvero più di quello che ci si aspettava, quindi è da capire che dati ci saranno oggi. Pare però, è tutto da vedere, che possano esserci situazioni non del tutto negative negli ospedali, quindi con una minore pressione finalmente per quanto riguarda la sanità del Veneto. Sanità del Veneto, che lo sappiamo, è sottoposta a un durissimo lavoro in questo periodo, però è plausibile pensare che possano essere in calo gli ingressi in terapia intensiva e quelli in area non critica. Sono tutte anticipazioni che potrebbero poi essere ribaltate da quello che dirà Zaia. Ci aspettiamo che, se non nella prima conferenza stampa, però magari nella seconda, il governatore possa parlare anche di questi dati. Sono tutti molto preoccupati invece per quanto riguarda i dati dell'emergenza, quindi quelli dei contagi. Vedremo che cosa succederà, lo vedremo fra poco. Ricordiamo, allora, noi siamo già collegati, siamo pronti a dare la linea a Ilaria Marchiori, che è nella sala Pedenin di Palazzo Balbi a Venezia, sede del governo regionale Veneto, dove si parlerà dell'assemblea del Teatro Stabile e della presentazione di un nuovo socio di questa importante struttura. È attesa la presenza di Zaia fin da subito, quindi immediatamente il governatore prenderà la parola. Vedremo, ripetiamo, se parlerà in quella fase o nella seconda fase. Siamo pronti. Chiedo alla regia quando possiamo passare eventualmente a Ilaria Marchiori, che noi vediamo già preparata e pronta in sala al Balbi. Nel frattempo, allora, finché aspettiamo il via libera dalla collega, che vediamo comunque nel monitor di servizio, alla quale diamo la linea, immaginiamo. Prima conferenza stampa qui oggi a Palazzo Balbi, che tra un po' sentiremo proprio quando arriverà il Presidente Zaia. Perché arriverà il Presidente Zaia? Perché oggi ci sarà un'altra firma importante dopo quella che abbiamo visto la scorsa settimana insieme al Ministro Franceschini, al Presidente Malagò, per quanto riguarda le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Oggi invece c'è una firma che riguarda il Teatro Stabile del Veneto, perché viene presentato proprio il nuovo socio del Teatro Stabile. Si tratta di Michele Bugliesi, che vediamo proprio lì in fondo. Ora Sandro lo inquadrerà per noi, lo vediamo proprio lì in fondo, ed è lui il nuovo socio del Teatro Stabile del Veneto, già presidente della Fondazione di Venezia. La firma
sarà portata dal governatore Luca Zaia non appena lo vedremo arrivare, perché i tempi comunque sono strettissimi, dal nuovo presidente del Teatro Stabile del Veneto Gianpietro Beltotto e appunto dal nuovo socio del teatro, il presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi. È una giornata molto importante, un regalo così che arriva al teatro per questo Natale 2021, un Natale che un regalo che troviamo appunto sotto l'albero, ed è anche importante proprio per la solidità del Teatro Stabile del Veneto. Qui a Palazzo Balbi questa mattina l'assemblea dei soci, che è appunto composta, lo ricordiamo, dalla Regione del Veneto, dai comuni di Venezia, Padova e Treviso, dalla provincia di Padova, dalle camere di commercio delle rispettive città ovviamente e dall'associazione Assindustria Veneto Centro, ha appunto deliberato all'unanimità a favore dell'ingresso della Fondazione di Venezia come socio sostenitore del teatro Michele Bugliesi. È un momento importante, un momento che valorizza anche la cultura, infatti è presente anche l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, perché uno dei settori che è stato maggiormente colpito dalla pandemia è stato proprio il settore della cultura a 360 gradi e dunque anche questa nuova firma per quanto riguarda il Teatro Stabile del Veneto dà una garanzia maggiore. Cosa possiamo dire del Teatro Stabile del Veneto? Una struttura innanzitutto importantissima che va a toccare la nostra regione, le nostre importanti città di Venezia, Padova, Treviso, e che va a valorizzare nuovi talenti con la diffusione proprio della cultura teatrale, andandosi a rivolgere verso un pubblico di ogni età e fascia sociale, e dunque proprio a 360 gradi anche per valorizzare la cultura, ma non solo, il sostegno dell'attività di ricerca e della sperimentazione, che va anche in collaborazione con l'Università Ca' Foscari e IUAV. Diciamo che fondamentalmente sono proprio questi gli obiettivi che sono definiti nella convenzione tra il Teatro Stabile e la Fondazione di Venezia, che ha appunto da oggi il suo nuovo socio in Michele Bugliesi. Una collaborazione che quindi mette al centro i giovani attraverso proprio la realizzazione delle realtà teatrali del territorio, che promuovano appunto nuove generazioni di attori, drammaturghi e anche registi del teatro contemporaneo nell'ambito della città metropolitana, e anche l'attivazione di progetti innovativi che stimolino la formazione di un nuovo pubblico. Qui c'è già del movimento, perché appunto a brevissimo arriverà anche il presidente Zaia, quindi potremo anche vedere proprio in diretta nella nostra prima edizione informativa questa importante firma del Teatro Stabile del Veneto. Tutta la stampa si è già posizionata, noi siamo qui per documentare minuto dopo minuto quello che accade qui, prima poi di spostarci invece nell'altra conferenza che si svolgerà invece in un'altra sala, motivo per cui interromperemo solo per qualche minuto la nostra diretta per poterci posizionare e permettere l'impostazione tecnica delle nostre attrezzature, e invece nell'altra sala sarà presentato lo studio di fattibilità condotto proprio per scegliere come e dove svolgere le gare di bob, parabob, slittino, skeleton dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina. Quindi anche il governatore Zaia ha proprio i minuti contati. È stato organizzato tutto con la massima perfezione. Dunque prima questo intervento del Presidente qui per la firma del nuovo socio del Teatro Stabile del Veneto, che lo ripetiamo è il Presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi, e poi ci si sposterà nell'altra sala per presentare lo studio di fattibilità per quanto riguarda la pista da bob di Cortina, di cui si era già parlato alcuni mesi fa e che oggi appunto sarà illustrato proprio nei dettagli. Dicevamo, per quanto riguarda ancora il Teatro Stabile del Veneto,
Questo è stato un anno davvero difficile, soprattutto per il settore della cultura, per il settore teatrale, che è stato colpito come altri settori della cultura, come i cinema, come tantissimi eventi culturali, e quindi ne ha risentito non poco. Poi piano piano sono stati riaperti, ma senza la capienza al 100%, fino a poi ad arrivare all'obiettivo che era la capienza al 100%, ma i mesi che sono passati nel frattempo sono stati davvero duri, sia per chi ci lavorava che anche per chi ha investito tanto nel settore della cultura, e quindi in questo caso, visto che stiamo parlando del Teatro Stabile del Veneto, anche per il Teatro Stabile. E quindi nell'anno più difficile per gli spettacoli dal vivo può continuare il suo nuovo corso, forte della collaborazione di nuovi soci e di una rinnovata anche direzione artistica, che con Giorgio Ferrara ha aperto a nuovi scenari senza confini per la prossima stagione teatrale, che è quella del 2021-2022. Il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Gianpietro Beltotto, ovviamente ha dichiarato la sua soddisfazione. L'ingresso della Fondazione di Venezia nell'Associazione del Teatro Stabile del Veneto è un passo significativo tra i tanti compiuti in questi ultimi mesi, volto ad ottenere 3 risultati, ha dichiarato Beltotto, che comunque a breve sentiremo anche proprio dal vivo prima della firma, con tutta probabilità. Dicevamo questi 3 risultati: la conferma del teatro pubblico come asse centrale dello spettacolo dal vivo in tutta la regione, il raccordo concreto e operativo con i comuni che rimangano e rimarranno soci ordinari e sostenitori del Teatro Stabile del Veneto, e terzo ed ultimo una strategia culturale rivolta, come dicevamo appunto proprio poco fa, ai giovani e alla formazione, alla loro formazione teatrale, per dare vita a nuovi drammaturghi e anche, perché non, scoprire nuovi talenti, motivo proprio centrale del coinvolgimento della Fondazione, cui proprio il presidente Michele Bugliesi ha concluso Beltotto. Voglio ringraziare di cuore per la disponibilità al dialogo e per il coraggio di una scelta inedita e dunque storica. Che il presidente Bugliesi sia vicino ai giovani è anche abbastanza scontato per noi, visto che si tratta dell'ex rettore anche dell'Università Ca' Foscari, e dunque chi più di lui può avere un'attenzione particolare verso quello che è il mondo dei giovani, per cui è importantissimo che venga valorizzato, che venga valorizzata la sua figura e anche che vengano messe sfruttate le sue conoscenze. Vedevo poco fa l'assessore Corazzari che passava, se eventualmente si poteva cercare di averlo qui con noi per avere anche la sua opinione in merito, solo che è difficile recuperarlo. Vediamo se magari qualcuno mi aiuta e quindi vediamo di riuscire ad estrapolare una breve intervista insieme a lui. Ma invece è uscito, per cui attenderemo di sentirlo più tardi. Dicevamo, tante le dichiarazioni che sono arrivate dai componenti anche di questa firma che sarà apposta proprio oggi, e intanto vi faccio vedere anche che si stanno posizionando tutti mano a mano in attesa dell'arrivo del presidente Luca Zaia per questa importante firma di oggi. L'ingresso come nuovi soci sostenitori del Teatro Stabile, ha dichiarato il nuovo socio Michele Bugliesi, è il segno del rinnovato impegno della Fondazione di Venezia a favore delle arti performative veneziane, che assumiamo al fianco della più prestigiosa istituzione teatrale della città e della regione, ha dichiarato. Sosteniamo con grande convinzione il nuovo progetto del Teatro Stabile, pienamente coerente con la nostra vocazione a sostegno dell'alta formazione e specializzazione
professionale, animati dal comune impegno a favorire l'avvicinamento dei giovani alle arti sceniche e performative e dalla comune visione del teatro quale strumento di crescita culturale e sociale di una comunità ampia e trasversale. È proprio importante evidenziare come l'ingresso anche di Bugliesi voglia dare una particolare attenzione ai giovani. Ce n'è molto bisogno, c'è bisogno anche di nuove leve, nuove forze, c'è bisogno di dare ampio spazio ai giovani anche in questo settore. Con l'ingresso come socio sostenitore del Teatro Stabile del Veneto, tra l'altro la Fondazione di Venezia, anche questo è importante, si impegna a elargire un contributo pari a 300.000 euro per il triennio 2022-2024, una cifra considerevole, una cifra non da poco, ma visto che siamo qui in attesa è importante anche dare qualche cenno storico del Teatro Stabile del Veneto, perché di storia ne ha davvero tanta, ne ha da vendere, soprattutto per gli amanti del teatro, per gli amanti della cultura e in questo caso anche per gli amanti delle nuove esperienze, delle nuove leve che potrebbero arrivare e anche delle novità che potrebbero crescere proprio grazie anche alla presenza di questi nuovi soci all'interno. Dal 1 luglio 2014 il Teatro Stabile del Veneto ha ottenuto per il triennio 2015-2018 la qualifica di teatro nazionale e che l'ha collocato tra le eccellenze nazionali. Dal 2019 invece gestisce anche il Teatro Mario del Monaco di Treviso, infatti dicevamo prima le tre importanti città della nostra regione, Padova, Venezia e Treviso e appunto grazie all'ingresso del Teatro Mario del Monaco di Treviso ha ampliato così la sua proposta culturale anche alla lirica e ai concerti di musica classica. Anche questo non di poco rilievo e importanza. Dal 2013 invece la programmazione del Teatro Stabile si è ispirata ad una strategia d'azione fortemente radicata nel territorio che la ospita e che rende proprio tangibile la peculiarità dell'assetto geopolitico del Veneto, metropoli appunto, lo ripetiamo, diffusa lungo l'asse Padova-Venezia-Treviso. Tre città di grande valore artistico che si sono consolidate anche da questo punto di vista, dal punto di vista artistico, storico e culturale e che sono ricche anche di tradizioni. L'attuale dimensione territoriale, infatti, unita ad un respiro nazionale, ad una forte vocazione internazionale, si rivolge anche al pubblico con un progetto culturale che guarda al futuro, investendo proprio sulle nuove generazioni che rendono il Teatro Stabile del Veneto uno dei motori più importanti per lo sviluppo culturale di tutta la nostra regione. Anche questo è davvero importante da sottolineare, come tutte le persone e tutti i grandi nomi del panorama artistico, storico, culturale e teatrale che sono passate proprio per di qui e che hanno anche riempito la scena europea, come ad esempio Massimo Castri, Leo Muscato, Carmelo Andrea De Rosa, protagonisti proprio di spettacoli, però sono stati anche attori come Marcello Mastroianni, Ugo Pagliai, Paola Gasman, Lello Arena, insomma ne abbiamo visti tanti di nomi e volti noti del panorama teatrale passare per di qui nel corso degli anni con spettacoli splendidi, spettacoli ricchi di storia e di cultura, spettacoli che raccontano proprio la storia della cultura teatrale, ma soprattutto che sono stati in grado di avvicinare sempre più giovani a quello che è l'ambito teatrale, visto che comunque non è sempre, inizialmente il teatro riguardava un po' un pubblico di nicchia, per cui piano piano ha dovuto in qualche modo acquisire la sua storia e quindi ecco, attendete un attimo perché c'è del movimento.
Ecco, stanno arrivando, mi dicono che sta arrivando il presidente Luca Zaia, eccolo qui. È arrivato a seguito l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, eccoli qui, per questa importante firma per l'accoglienza del nuovo socio del Teatro Stabile del Veneto, Michele Bugliesi, che lo vediamo alla sua sinistra, mentre alla sua destra c'è il presidente del teatro, Beltotto. Ha accolto la Fondazione di Venezia come socio sostenitore. Adesso firmeremo una convenzione in cui la Fondazione si impegna per 3 anni a sostenere parte dei costi della nostra scuola. Penso che questo sia un ingresso davvero importante, non tanto per le quantità economiche che sono pure importanti e rilevanti, quanto perché da anni cercavamo come teatro di portare la Fondazione di Venezia all'interno della famiglia e della comunità del teatro. Il fatto poi che il presidente Zaia ci ospiti dice che che la piattaforma regionale che stiamo faticosamente ma inesorabilmente costruendo ha un testimonial importante e che davvero ci sta dando una grande mano. Direi che l'intervento giusto deve essere quello del Presidente della Fondazione. Prego. Grazie Presidente. Per noi è una grande occasione per riprendere un cammino per affiancarci a quella che è l'istituzione per le arti performative più rilevante di gran lunga in città e nella regione. Lo facciamo con un progetto che ci vede entrare tra i sostenitori, convinti dal progetto e da una visione del teatro che al progetto sottende, che è volta a promuovere se stesso, le arti performative presso tutti i segmenti sociali, tra i giovani, il pubblico ampio, e per la Fondazione questa è una missione statutaria che appunto è coerente quindi con la nostra missione e che quindi sosteniamo con grande convinzione. Lo facciamo portando un contributo finanziario che è rilevante, ma credo che sia rilevante altrettanto il significato politico in senso lato, istituzionale della partnership e la nostra rete di relazione, la storia che ci ha visti impegnati su questo segmento a fianco all'università, a sostegno dell'attività del segmento universitario e sui progetti per appunto di promozione del teatro sui giovani, tra i giovani con un progetto che la Fondazione aveva attivato anni fa con i giovani a teatro. Ecco, questo nuovo percorso che con la scuola e in generale con il progetto culturale che il teatro si impegna ad avviare con il nuovo corso è pienamente coerente con questo spirito, con la nostra missione a favore della formazione, dell'alta formazione che sarà parte del progetto della scuola e appunto con la promozione presso i giovani. Avere il teatro, un teatro di strada, un teatro che diventa partecipato, credo che sia uno dei valori aggiunti a cui possiamo contribuire e lo facciamo con grande piacere, lo facciamo a fianco alle istituzioni maggiori della città e della regione. Per noi è un onore e siamo felici di essere stati accolti. L'occasione poi dell'ingresso nel quadro delle celebrazioni del fatto dei 400 anni del Teatro Goldoni mi sembra aggiungere un elemento ulteriore di significato alla partecipazione. Mi fermo qui ringraziando il teatro, i soci che ci hanno accolti e il Presidente per essere qua a dare significato a questa nostra partecipazione e a coloro che hanno steso il protocollo. Qua c'è il direttore dell'Ulivo e la direttrice Marcolini che
hanno immaginato questa connotazione del progetto che riteniamo molto qualificante e dare un valore aggiunto a quello che vogliamo contribuire. Sì, grazie, buongiorno, velocissimamente. Intanto mi scuso per forse un po' di ritardo, ma è giornata complicata, peraltro dopo, come voi sapete, ci sarà anche la presentazione dell'operazione Bob di Cortina, Milano Cortina, e c'è la federazione, quindi avremo grosse novità, però io volevo esserci per 2 o 3 robe. Prima per ringraziare per il grande lavoro che avete fatto e che state facendo, lo dico al Consiglio di amministrazione, al Presidente Beltotto, insomma a tutti quelli che lavorano. Secondo, ma non secondo, ringraziare il Professor Bugliesi per aver scelto di entrare in questa partita come Presidente della Fondazione, e quindi Fondazione che entra nella partita del Teatro Stabile del Veneto. Quando ho dato l'incarico al Presidente Beltotto gli ho dato 2 o 3 direttive, definiamole desiderata. Io ho detto: guarda, rendilo capillare, direi endemico nel territorio, fai in modo che non sia elitario, coinvolgi i giovani sia come utenti che come produzione di spettacoli teatrali, e ovviamente cerchiamo anche di diventare sempre di più un riferimento nazionale. Questo vuol dire che questo teatro deve riacquisire il suo status di teatro nazionale, con tutti gli annessi e connessi. Questo è anche un messaggio che mando al Ministro Franceschini, con il quale ho un ottimo rapporto. E questa è la ciliegina sulla torta che ci servirà per le celebrazioni dei 400 anni, ma anche per tutto quello che si sta facendo. Ecco, il tema di questo network che Teatro Stabile del Veneto sta ampliando sempre di più, no? Cioè i soci, è un progetto che non si ferma qui, perché poi nelle prossime settimane saranno fatti anche altri annunci, e quindi è una struttura che cresce sempre di più, che diventerà sempre di più un riferimento nazionale. Ringrazio il maestro Ferrara, che ha interpretato fino in fondo nella sua programmazione queste volontà del socio regione, e poi non aggiungo altro perché ho già esaurito i miei tempi. Grazie. Poi per i giornalisti ci vediamo dopo l'altra conferenza stampa. Faccio auguri ai prof Bugliesi. Un po' impedito nella firma. Finché qui, se volete fare delle domande, purché non riguardano il Bob, diciamo. Con cosa ti fanno firmare? La penna d'oca, ringrazio Dio che non c'è la penna d'oca. E qui. No, intanto che guardate, giusto per... Sì. Questo sostegno quindi non è finalizzato, sì, è finalizzato alla scuola, sì, a cui stiamo cambiando un po' i connotati, perché porteremo la scuola vera e propria a Venezia, dopo che la Regione ci ha sostenuto, e di questo ringrazio per la seconda volta la Regione in questo anno di transizione. Quindi dal 2023 porteremo la scuola a Venezia con un corso di drammaturgia a Padova e la scuola dei mestieri, quindi tecnici, tecnologici e artigianali, a Treviso, e speriamo di riuscire a Treviso insieme con l'associazione degli industriali, che è già il nostro socio sostenitore. Altra notizia che vi devo dare è che ieri il CD ha approvato il bilancio, è in regola, questo giusto perché... Posso chiedere anche io una cosa al volo, rispetto al meccanismo di salute che rispetto appunto al teatro nazionale, tu pensi che il percorso... Allora, entro il 31 gennaio presenteremo la domanda al Ministero. Sono certo che questo teatro ha le carte in regola, speriamo che siano dello stesso parere anche le varie commissioni che dovranno giudicarlo. Attendiamo una risposta per l'ingresso nel cluster entro marzo e aprile, e poi misteri della burocrazia romana, attenderemo il 23
per sapere tutta la parte economica, quindi il bilancio 22-23 lo faremo, caro Presidente, così, un pezzetto alla volta, cosa vi devo dire. Se fossi in un'azienda sarei quasi da portare in tribunale, nessuno fa così, ma insomma, noi dovremmo fare così. Basta? Fine. Grazie. Grazie a te. Buongiorno. Buon Natale. Auguri. Sì, una foto. La firma che è stata posta qui dal presidente Luca Zaia, dal presidente del Teatro Stabile Gian Pietro Beltotto e dal nuovo socio, il presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi. Ora ci sono ovviamente tutte le fotografie di rito, ma noi interrompiamo per qualche minuto questa diretta per spostarci nell'altra sala dove a brevissimo inizierà l'altra conferenza in cui sarà presentato, come dicevamo, lo studio di fattibilità per quanto riguarda la pista da sci, la pista da bob, parabob, slittino a Cortina d'Ampezzo. Ci vediamo tra pochi minuti. Noi torniamo in studio, riprendiamo la linea da Ilaria Marchiori, che rivedremo fra pochissimo. Lasciamo il governatore Luca Zaia e gli altri protagonisti di questa conferenza stampa alle foto di rito. Allora, finora non sono emerse le notizie che tutti si aspettavano riguardo l'emergenza Covid. Vuol dire che il governatore le fornirà, non sappiamo se in apertura o magari verso la fine della prossima conferenza stampa che inizierà davvero fra pochi minuti. Quindi noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, torna anche Luca Zaia. Bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Allora, notizia del giorno che stiamo aspettando è quella relativa all'emergenza Covid, che sicuramente il governatore Luca Zaia inserirà nella conferenza stampa che sta per iniziare, quindi vi invitiamo a seguire la seconda delle due comunicazioni alla stampa veneta che il governatore sta per iniziare. La prima parte riguardava il Teatro Stabile del Veneto, abbiamo visto la firma del nuovo socio, per così dire, e quindi una conferenza stampa decisamente culturale con un importante rilancio di questa struttura. Adesso noi abbiamo già Ilaria Marchiori che con tempi davvero rapidissimi si è spostata da una sala all'altra, perché le due conferenze stampa avvengono in due luoghi diversi all'interno dello stesso Palazzo Balbi, ma in due stanze diverse, in due piani anche diversi. Quindi Sandro Ponchio e Ilaria Marchiori rapidissimi si sono già posizionati. Noi siamo pronti a ridarle la linea per sentire l'introduzione di questa seconda conferenza stampa, che sarà un po' più tecnica, perché si parlerà della pista, di una pista per gli imminenti impegni sportivi mondiali che toccheranno a Cortina d'Ampezzo, alle Dolomiti, ma anche insomma al binomio Milano-Cortina in generale. All'interno di questa comunicazione tecnica ci si aspettano i dati dell'emergenza Covid di oggi. Giustamente quelli di ieri erano bassi, non erano drammatici come quelli di giorni precedenti. Tutti si chiedono se sia il normale calo fisiologico del lunedì dovuto ai rallentamenti del fine settimana, oppure se effettivamente siamo davanti a un primo importante rallentamento della pandemia, oppure, come suggeriscono molte fonti, se ci sia da aspettarsi un balzo in avanti e addirittura un cambio di colore anche per il Veneto da qui a gennaio. Tutte ipotesi, tutti i cosiddetti rumors, speriamo che il governatore possa chiarire. Allora, vediamo che Ilaria Marchiori è pronta, ma non è ancora il momento di darle la linea, perché stiamo aspettando che arrivi il governatore Luca Zaia. Poi, comunque, la nostra informazione
prosegue fino alle 13:30 e anche oltre, se ce ne sarà bisogno, perché se la conferenza stampa di Zaia con le domande di giornalisti sul Covid, sulla zona gialla, su tutto quello che c'è da sapere per affrontare questo periodo così delicato, dovesse andare oltre il 13:30, naturalmente noi resteremo in onda in diretta. Avremo, se ce ne sarà il tempo e lo spazio, i collegamenti con i nostri giornalisti per sapere che cosa succede anche a Padova, per sapere che cosa succede anche a Vicenza, nel Bassanese. Dovremo avere anche novità di cronaca, molte notizie di cronaca che arrivano proprio oggi. Anzi, prima di dare la linea a Ilaria Marchiori, ci arriva una notizia di cronaca dal Veronese di cui magari saremo in grado di darvi anche più informazioni. Chiedo alla regia quando poter dare la linea, perché dal monitor dello studio non sentiamo quando Ilaria Marchiori può riceverla. Di movimento, ma insomma, a parte gli scherzi, ora siamo qui per parlare di sport, come ha accennato proprio poco fa nel corso dell'altra conferenza con la presentazione del nuovo socio del Teatro Stabile, il presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi. Il governatore Zaia ha detto che tra poco ci verranno date importanti notizie per quanto riguarda la pista da bob a Cortina. Eccolo qui, sta arrivando, brevissimo, è stato velocissimo anche il governatore, il tempo di prendere le ultime carte, ed è già di nuovo qui in conferenza. Ecco qui. Tanto vi ringrazio e mi scuso per il ritardo, ma purtroppo oggi avrei anche questi, devo dire. Magari dopo li dirò, ma adesso ci interessa presentare un ospite al quale poi io voglio passare la parola, ma lo inviterei già qui, che è il presidente Ivo Feriani, prego, che è presidente della federazione del Bob mondiale e dello skeleton, quindi lo ringrazio veramente per essere qui, oltre a essere ovviamente membro CIO, essere membro dell'esecutivo del CIO, presidente delle 7 federazioni olimpiche invernali e aver fatto le Olimpiadi a Cagliari nell'88, aver allenato per le Olimpiadi l'Italia, la Francia, il Canada, insomma un sacco di robe, essere stato un comitato organizzatore di Torino e quindi delle Olimpiadi invernali di Torino, molto altro ancora. Ivo Feriani è l'eminenza grigia di tutta questa partita degli sport sul ghiaccio e ovviamente il bob è la sua. Ve lo dico perché io l'ho visto all'opera in Giappone, quando abbiamo fatto l'assemblea CIO, l'ho rincontrato a Losanna e insomma devo dire che persona che ci rappresenta e che è ritenuta l'autorità mondiale rispetto, prova sia che è il presidente della federazione mondiale del bob e dello scheletro. Oggi parliamo di bob di Cortina. Intanto iniziamo con una notizia. Questa notte è passato un emendamento del quale voi non avevate notizia e quindi ringrazio veramente coloro che l'hanno seguito, il nostro gruppo politico, ma un ringraziamento particolare anche al ministro Franco che ha dato il parere favorevole, perché con il passaggio di questo emendamento di fatto l'opera del bob, che è stimata con costi di circa 61 milioni di euro, è tutta finanziata. Quindi il carico sulla regione sarà, se va male, di 5 milioni di euro nel piano finanziario, ma verosimilmente insomma dovrebbe essere chiusa così. Allora, noi innanzitutto lo dico a beneficio di tutti, così evitiamo dopo con le domande, con le premesse e andiamo al dunque. Siamo partiti con un'idea di candidare Cortina, e lo dico qui a fianco al presidente Feriani, che è anche membro CIO, per cui mi correggerà se ho sbagliato, in un contesto non facile, perché c'è stata una candidatura per le Olimpiadi invernali che era quella di Milano, punto. Dopodiché in quell'anno si aggiunge, governo Conte 1, si aggiunge il Piemonte che dice vogliamo esserci anche noi, e lì nasce questo binomio Torino-Milano, la MITO, perché lavoravano su questo modello di Olimpiadi, e io non nego che quando ho visto Torino richiedere
parte delle Olimpiadi invernali rispetto a una situazione di assoluta tranquillità. C'era solo Milano tranquillo con il suo dossier che andava avanti. Ho detto questi litigano, prima o poi litigano, e ho presentato la candidatura di Cortina. Alla fine di tutte i rituali, le riunioni fatte, e a forza di tirare la corda ai torinesi si è spezzata in mano, ai piemontesi, e a quel punto da Mitò siamo passati a Micò, Milano Cortina. E vincente sicuramente l'idea di fare questa prima Olimpiade della storia su 2 località, ma soprattutto entusiasmante andare a Losanna, lo ricorderà il brivido il presidente Feriani, e pensare che i nostri avversari avevano e tentavano per l'8ª volta di farsi attribuire le Olimpiadi invernali, e invece lo speaker Thomas Bach disse Milano Cortina. Milano Cortina, che significava per noi portare a casa dopo 70 anni, perché nel 2026 saranno 70 anni dal 56, la seconda edizione delle Olimpiadi invernali. Adesso tutti passano la Cortina, tutti vedono il trampolino. Se dico il trampolino, dico anche che tutti sono preoccupati del bob, ma nessuno si preoccupa di quanto ci costerà quel trampolino per riammodernarlo, perché c'è anche lì una spesa. Casomai se volete fare un'altra inchiesta, fatela sul trampolino dopo, no? Allora, detto questo, voglio dire perché vi ho raccontato questa piccola breve storia. Perché voglio dire che le Olimpiadi nascono da qui, sono una grande opportunità, ma sono anche la volontà di ricordare che a Losanna non è che ci hanno premiato per dire voi intanto siete voi, poi dateci un dossier. Noi siamo andati con un dossier, e quindi se ci sono tutte queste persone intelligenti che vogliono fare discussioni, mi chiedo sempre perché non le hanno fatte prima, visto e considerato che il dossier aveva come base fondante il bob. Perché il bob? Perché il bob era la condizione secondo la quale noi avevamo il valore aggiunto, perché il bob più vecchio al mondo, perché è del 1928, perché comunque in quella pista di bob si sono celebrate le vittorie conosciute a livello mondiale, perché quel bob è un bob storico, la pista Eugenio Monti, perché comunque la storia di Cortina è legata a quel bob. Cioè vorrei ricordare che la storia di Cortina è legata a quel bob dimenticato, che oggi è una discarica, o meglio un cadavere eccellente. Noi avevamo più possibilità, Presidente Feriani, le abbiamo fatte analizzare, c'è qui l'ingegnere Pellegrini poi anche a disposizione. Le possibilità erano quelle di spostarlo, e poi il Presidente dirà che conosce tutta la vicenda, ma costi-benefici ci dicevano 20 milioni andare a Innsbruck, poi ci restava il nostro da bonificare per rinaturalizzare tutta l'area, quindi 10-15 milioni ci volevano, 20 più 10, 15 fa 30-35, arrivare a 61, diceva vabbè, per 15 milioni, 20 milioni rischiamo di perdere tutta la partita, perché ricordo che comunque il bob, se non si faceva qui, bisognava comunque riqualificare quell'area con quel cadavere eccellente. Seconda opzione, riqualificare quello, cioè entrare e mettere a posto quello, poi dirà Feriani quali sono le idee dei tecnici su questo. Terza opzione, che è quella scelta, smantellare tutto, ridurre l'impatto della pista rispetto all'attuale pista, ridurla anche da un punto di vista proprio di sviluppo della pista, rinaturalizzare tutto quello che si può rinaturalizzare, bonificare e farne una pista nuova. Tutto qua. Non siamo un popolo di feticisti, perché la volontà spesso di alcuni giornalisti è come quella di dire o sono ladri o sono feticisti, se fanno il bob o sono ladri o sono feticisti. No, cerchiamo semplicemente di dire ai cittadini che la partita delle Olimpiadi è una partita che inizia dal bob ma non finisce dal bob, inizia dal bob, prevede tutta una serie di investimenti. Potrei anche dirvi che se si è approvata la bretella dell'aeroporto di Venezia, che è qui, lo si è fatto, andate a vedere gli atti, perché ci saranno le Olimpiadi del 2026. Quindi il valore delle Olimpiadi noi l'abbiamo fatto misurare, cosa porteranno queste Olimpiadi in Veneto, che non sono quella della discussione su una pista. Però abbiamo pensato oggi perché di invitare il Presidente Feriani, perché in maniera asettica noi siamo minimamente messi d'accordo. Io ho detto guarda, vieni qua, io ti presento, di quello che pensi di tutta questa partita,
E affrontando, mi permetto io di dire al Presidente Feriani, trasferimento del Bob a Torino, visto che ha organizzato le Olimpiadi di Torino, come è andato a Torino, qual è il problema del Bob di Torino, portarlo a Innsbruck cosa significa. Il Presidente Feriani ha rapporti internazionali e vive di fatto a Losanna e in giro per il mondo, quindi grazie anche di aver trovato lo spazio di essere qua. Io non aggiungo altro, quindi per il bilancio della Regione per noi da oggi ci concentreremo su altri spazi, tanto per dire il trampolino ci costerà 15 o 20 milioni di euro, vedo che sono da tutti che cercano il trampolino, ma nessuno si è chiesto quanto costerà dopo, perché lì dovremo fare una medal plaza, cioè la piazza delle premiazioni, verrà fatto un anfiteatro e a Cortina resterà un trampolino restaurato, non per farci i salti ovviamente, resterà un posto iconico per fare rappresentazioni teatrali, cinema all'aperto, manifestazioni, tutto ma lì ancora una volta la Regione con le Olimpiadi si presenta, e ancora il villaggio olimpico e ancora molte altre attività che andremo a realizzare. Prego, grazie. Grazie Presidente. Ho accettato con molto piacere questo invito perché l'importante nella vita è metterci la faccia, no? Perché poi essere criticati è normale, ma poi bisogna saper rispondere. È giusto che ci siano persone che facciano delle domande e che si risponda. Confermo il fatto che il Presidente Zaia è stato... Togli la mascherina. Posso? Grazie. Si respira anche meglio, sennò la saturazione va a zero e non vorrei cadere qua. Detto questo, confermo il fatto che la Regione Veneto e il Presidente Zaia è stato capacissimo ad inserirsi in un piccolo spazio che la discussione a quel tempo tra Milano e Cortina lasciò per poter inserirsi. È stato capacissimo, il risultato che oggi Cortina, dopo 70 anni, torna iconicamente a prendere questo spazio. Il CIO chiaramente ha dovuto valutare il progetto, i progetti che questa nuova concezione portava avanti. Probabilmente sarete al corrente che il Presidente Thomas Bach ha introdotto nell'inizio della sua candidatura e poi dopo nell'essere Presidente l'agenda 2020, che oggi è 2020 più 5, perché il 20 è arrivato, io sono uno di quelli che diceva adesso 2020 più 5. Questa agenda 2020 dove porta avanti la sostenibilità, la legacy, quindi quello che rimane dopo, oltre che tutta una serie di altre situazioni importanti a livello culturale, sociale, sportivo, chiaramente, perché il CIO rimane sempre un ente sportivo. Ora, nell'analisi di questo progetto l'importante era tornare a dei giochi frugali. Frugali non vuol dire che devono essere economici al ribasso, no, essenziali, forse è la parola esatta, perché dopo essere stati a Sochi nel 2014, in Corea a Pyeongchang nel 2018 e oggi, fra un mese circa, in Cina a Pechino, dobbiamo tornare in Europa, e questo è fondamentale, ma soprattutto tornare a una dimensione naturale, più essenziale, anzi essenziale. Quindi il progetto è stato valutato, il CIO chiaramente ha subito espresso dei dubbi e delle domande sul fatto che Cortina volesse fare questa pista. Ora, la pista esisteva, esiste ancora. Il Presidente ha detto giustamente è uno scheletro. Allora, nel momento in cui abbiamo fatto questa valutazione, cosa facciamo a Cortina? Facciamo la stessa pista, nello stesso luogo, chiaramente senza andare a invadere altre zone, il minimo impatto ambientale, perché il giorno dopo le Olimpiadi questa pista deve essere riconoscibile e deve essere integrata in un ambiente che deve essere il più naturale possibile. Qui non facciamo monumenti, anzi noi del CIO e io come Presidente di Federazione vigileremo perché il progetto sia a bassissimo impatto ambientale, sia a minima emissione di CO2 e completamente accessibile. Apro un discorso importante. Abbiamo, e io sono stato a quel tempo il matto, ma oggi mi valgo anche dell'essere un po' matto ogni tanto, ho introdotto il parabob, il bob paralimpico, ragazzi che hanno avuto un problema nella vita, perché sapete la differenza tra un atleta olimpico e uno paralimpico è quel secondo che ti cambia la vita. Oggi siamo 1,80 m, domani siamo 60 cm meno, solo perché in un incrocio abbiamo avuto un incidente. Quindi non sono loro, siamo noi che potenzialmente potremo oggi un giorno avere questo problema. E molti ragazzi che andavano in moto o altro, provando la mia disciplina, dove parto tutti quanti seduti, tutti uguali, donne e uomini insieme, le donne vincono contro gli uomini perché bisogna essere bravi, non bisogna essere forti, dicono sento di nuovo l'adrenalina. Quindi anche il bob paralimpico a Cortina sarà un must.
Io come federazione voglio che là si crei un centro d'eccellenza dove creiamo tutti gli atleti olimpici migliori, ma anche i paralimpici, dove li formiamo anche per una seconda carriera, sport, educazione e cultura. Quindi è importante, Cortina non sarà solamente un pezzo di cemento e useremo lo stesso tracciato che c'era prima, possibilmente integrando ancora meglio, chiaramente modernizzandolo, e oggi posso dire chiaramente che avremo dei pilastri o dei pillar o del milestone da mantenere. La curva Sento, dove oggi c'è la curva Sento, il labirinto, dove ci sono le 3 curve del labirinto, Belvedere Bandion, che è una S iconica, Antelao Cristallo, che quindi chiamano anche quelle che sono le montagne che guardano sulla pista, e sarà fatto così. E quindi questo servirà per creare le condizioni perché tutto sia fatto in modo sostenibile, parola che a volte viene abusata ma in questo caso è fondamentale, e con una legacy chiara, perché la legacy è la cosa più importante. Il giorno dopo, un minuto dopo i giochi, e io lo so perché organizzare i giochi vuol dire non tanto fare i giochi, si fanno sempre i giochi, e cosa ne facciamo dopo di questi impianti? E la legacy non è fatta di palazzi o di palazzetti, di persone che devono essere formate domani per mandare avanti queste cose. Ma mandarle avanti vuol dire cercare eventi e tutto, perché gli eventi che domani arriveranno porteranno lustro e turismo alla città, perché se Cortina è cresciuta negli anni, perché nel 1956 ha avuto un must. Quante città hanno piste da bob, città di montagna, paesi di montagna? Tante, scusate, piste da sci, scusate, un lapsus freudiano, tante, ma quante hanno una pista da bob? Poche, St. Moritz, Cortina e poche altre nel mondo, però sono iconiche. Kitzbühel ha nello sci la sua identificazione, Cortina avrà anche nel bob la sua identificazione, ma sport e turismo, quindi invece che fare solamente un mese a gennaio, febbraio, partiremo ai primi di novembre con gli atleti che verranno, che faranno girare anche un po' l'economia del posto. Bisogna creare un sistema integrato, non è che noi sportivi vogliamo essere dei privilegiati, no, vogliamo essere parte di questa situazione, quindi lavoreremo per questo. Avremo bisogno di creare persone che gestiscano l'impianto un minuto dopo, ma oggi, già oggi, e io sarò uno di questi, controlleremo che tutto sia fatto con costi bassi, con massima efficienza e con un futuro già definito. Questa è la cosa più importante. Quindi grazie Presidente Zaia, perché abbiamo condiviso questo progetto. Inizialmente le critiche erano tante e io stesso, anch'io ho detto, signori, valutiamo bene questo progetto, però il Presidente Zaia ci ha convinti della validità per la tradizione, per l'impatto che avrà sul territorio e per il modo in cui lo gestiremo nel futuro. Io qui con me ho anche il Presidente della mia Commissione Piste, Giacomo Darizzi, che mi dà una mano anche a ottimizzare le cose. Poi io ho organizzato Torino 2006, posso fare una lista di errori che non dobbiamo commettere nella preparazione e nel dopo. Io dopo l'ho gestito e finché c'ero io, guarda caso, tutto ha funzionato. Ma questo vuol dire che di nuovo la legacy è fatta di persone, quindi dobbiamo creare un gruppo di gestione che faccia questo, cercando di far capire che le ricadute della pista non sono solamente quanta gente viene sulla pista, è il territorio che ne guadagna, il brand, quanto spenderemo di pubblicità per far crescere un brand di un paese rispetto ad altri. Questo crea delle cose importanti. Per finire, la legacy è in mano alle federazioni internazionali, perché il CIO fa i giochi, poi si sposta nei prossimi giochi, giustamente, questo è il trend. Noi federazioni internazionali abbiamo il dovere di assicurare la legacy, che è fatta di competizioni a livello internazionale, che attraggono chiaramente tutta una serie di situazioni a tutti i livelli, Coppa del Mondo, Coppa Europa, noi abbiamo anche la Coppa Intercontinentale, Bob, Parabob e Skeleton, e i mondiali. Oggi noi siamo pronti a dare sulla fiducia alla presentazione di una candidatura, già la Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo nel 27, e i mondiali del 28 sono liberi, quindi vi stimolo a venirci dietro, e poi su questo, perché tutti nel nostro mondo vogliono tornare a Cortina, e questo è importante capire, quindi Cortina è nel cuore della gente. Avremo dei problemi, molti, li affronteremo insieme, avremo delle critiche, molte, risponderemo con dovere a tutte, ma l'importante è creare un nuovo trend. Questo è un nuovo momento dove faremo vedere che si può fare molto con poco, e credo che sia questo il messaggio più importante. Presidente, io sono pronto a essere preso anche a pietrate se qualcuno vuole, ma sono qua per rispondere. No, grazie, adesso facciamo rispondere. Volevo dire una roba, che noi abbiamo già le lettere pronte, una per chiedere, e chiediamo l'aiuto al Presidente Feriani, che la disciplina paralimpica venga inserita nelle prossime Olimpiadi. Quindi saremo i primi a celebrare
diciamo, con il nuovo bob paralimpico unico a livello mondiale, anche una richiesta affinché le Paralimpiadi, voi sapete che io mi sono battuto per avere la serata di apertura delle Paralimpiadi in Veneto, avete visto il medagliere come è andato quest'anno, abbiamo fatto una strage, e quindi che la disciplina sia già disciplina olimpica per le Olimpiadi 2026. Dopodiché abbiamo già qua pronta la lettera Presidente, mondiali e altri grandi eventi, ovvio noi ci candidiamo a tutto, perché abbiamo una struttura nuova e per cui crediamo che debba essere utilizzata e debba essere, diciamo, collaudata un po' da tutti. C'è da dire, non spettava al Presidente Ferriani a dire, ma questo è un bob poi che si può, diciamo, far utilizzare anche a coloro che non sono sportivi, che vogliono provare l'ebbrezza, perché avrà con il tutor la possibilità che i cittadini ci vanno, perché questo è un altro elemento di promozione, e ci portano, che so, i ragazzi, piuttosto che qualcuno vuol farsi la discesa, direttamente a una persona che accompagna, quindi non sarà esclusiva del mondo sportivo professionista, ma sarà per tutti. Questa è un'altra cosa che abbiamo voluto. Prego, per il Presidente Ferriani, prego. Prego, dopo vi do il bollettino del Covid, ma è una roba veloce. Ho due domande, penso per entrambi. La prima, chiarimento sul piano economico-finanziario, 61 milioni come sono ripartiti i 61 milioni del piano economico-finanziario, nel senso l'emendamento approvato nella notte che parte copre e la cifra quanto 20 milioni? 20 milioni e il resto? 10 milioni nel 2022 e 10 milioni nel 2023, il resto sono 24 milioni e 7 24 e mezzo? e 17 e mezzo, e sono tutte risorse nazionali. Vi diamo una tabellina dopo, sostanzialmente sono tutte risorse nazionali, tranne ovviamente provincia di Bolzano e provincia di Belluno, e Regione Veneto che mette 5 milioni. Poi la seconda domanda invece si riferisce alle polemiche, al di là di quelle diciamo generali sui costi, sull'impatto e sulla legacy, ce n'è una molto locale legata al country club, quel circolo del tennis confinante, mi pare di capire, con la pista da bob, che lamenta di fatto un'invasione dei propri territori. Vorrei capire come vi siete posizionati su questo e se la derubricate a vega locale con l'amministrazione comunale o se ha un rilievo anche per la regione. A noi non risulta dall'attuale idea progettuale che venga minimamente toccato, anzi avrà forse anche più spazio, però noi non andremo a realizzare il parco giochi, tutto quello che era previsto in passato, ma le attuali strutture non saranno oggetto di assoluta invasione da parte della pista. Cioè, ragazzi, l'abbiamo detto tra le righe, la pista è più corta oltretutto. Può dire anche i metri? Sì, possiamo anche dire da quanti metri? 4 e 4, ma stiamo ancora progettando, non è ancora... Però l'idea è quella di accorciarla e farla molto più speedy. No, adesso faccio il mio lavoro. Non sarà più, che era già una pista veloce, per cui il fatto di accorciarla un pelino e per renderla fruibile anche allo skeleton e allo slittino, chiaramente, quindi abbiamo oggi tutto il gruppo altoatesino che verrà da noi ad allenarsi, ma sarà una pista di carattere, sicura ma di carattere, dove, lo posso anticipare, la parte alta sarà molto tecnica, dove bisogna essere capaci a guidare bene e fare i tempi, e la parte finale sarà veloce ma scenografica, ma sarà una pista sicurissima, che questa è la cosa più importante. Non è che abbiamo il progetto, ma ovviamente le caratteristiche date a chi progetterà saranno queste. Sì, io in questo momento sto dando l'indicazione ai progettisti di quelle che devono essere le condizioni tecniche, perché noi vogliamo una pista sicurissima. Il Presidente Zaia ha detto una cosa importante, il taxi bob invernale ed estivo anche sul ruoto porta raggiungente, per cui io a Torino ho fatto scendere una persona che aveva più di 80 anni, gasatissimo alla fine, e questo è il discorso, portare maggiorenni, possibilmente 16 anni, facciamo scendere qualcuno, ma capito, è importante portare gente. Questo è un impianto che va utilizzato a 360 gradi, per quello abbiamo bisogno di manager che portino gente per 1000 eventi, scendevamo con gli skateboard, con i pattini, c'è gente che con la bici da corsa partiva, cioè bici da mountain bike partiva da sotto e arrivava sopra cronometrata. Bisogna essere creativi, ma non solo per la pista bob, per tutto deve funzionare perché deve coprire i costi. Grazie, buongiorno. Ma avrei 3-4 domande per il Presidente Ferriani, poi altre per la struttura che legge in Italia.
Gli atleti del bob in Italia sono pochi. Quanti piloti di Formula 1 abbiamo in Italia? Non è una risposta. Ma scusi, è uno sport chiaramente, adesso difendo. È vero che sono 14-16 gli atleti di bob in Italia? Questa è la domanda. No, abbiamo giovani anche, alcuni nazionali, altri no, però quello è uno sport chiaramente che richiede delle peculiarità. Bisogna essere forti, bisogna essere esplosivi e saper guidare un bob. Allora se facciamo questo, allora la marcia dovrebbe essere lo sport più praticato al mondo, perché tutti camminiamo. Mi permette di dire questo. È uno sport che ha le sue caratteristiche e noi le esaltiamo. Lo skeleton, con Valentina Margaglia stiamo facendo dei podi man mano, è uno sport che ha le sue vittorie. Ora, se è solamente una mera condizione di praticanti, molte federazioni dovrebbero chiudere oggi. Però secondo me è uno sport... Quanti sono allora, per dare una risposta? Ma in Italia? Sì. Avremo con lo Zettino abbiamo molti di più, perché lo Zettino abbiamo... Ma diglielo, perché allora secondo me bisogna scrivere che sono 15, così. Allora adesso posso dire... Perché 15 sono sul sito ufficiale degli atleti. Della Fisi, ma perché sono in nazionale. E poi ci sono i club. Adesso io, i club in Italia, permettetemi, sono presidente della federazione mondiale, non li conosco tutti, ma quelli sono quelli in nazionale. In nazionale abbiamo un numero ridotto, sono selezionati da quelli che sono i club. Lo slittino, con lo slittino naturale che è propedeutico allo slittino in pista, ha chiaramente in tutto l'Alto Adige centinaia e centinaia di atleti, ma è chiaro che sono alcuni sport che possono essere fatti da una massa grandissima. Lo slittino, tutte le famiglie in Austria scendono con lo slittino la domenica con la nonna che va su in cima a piedi, poi scendono. Questo non fa parte dell'agonismo, l'agonismo è chiaramente una selezione. Quindi non sappiamo quanti sono. Ma allora la squadra nazionale sono 15, 18, 20, quelli che sono, ma la squadra nazionale è una selezione di atleti di alto livello. Vabbè. E poi la base è fatta dai club, ma i club possono partecipare con altri atleti, chiaro, un numero che chiaramente poi adesso potremmo... Non credo che la domenica scendano con il bob. No, non con il bob ma con lo Zettino, che sarà utilizzato anche nella pista di Cortina. Senta, lei in seconda domanda ha visto... Perché siccome poi sia noi che ci esprimiamo male quando leggiamo i tuoi articoli, ci siamo capiti che la pista non serve solo per il bob per le Olimpiadi. Ci siamo capiti? E serve per cosa? Ed è la seconda domanda. Ma serve per cosa? Non ci siamo capiti, vero? Capisco le domande che fai. Qui sono 3 discipline che vengono fatte sulla pista bob. Quindi voi continuate a parlare di 15 atleti, ma non parlate mai delle altre 2 discipline. Skeleton e slittino. Cioè, l'esempio che fa Feriani dell'Alto Adige e dello slittino lo fa per dire che lì è consuetudine, quindi tutti gli atleti vengono dall'Alto Adige. Lo dico per correttezza, dovete scrivere che la pista di bob di Cortina ha 3 discipline olimpiche. Ecco, allora la seconda domanda. Il CIO ad aprile del 2020 si era espresso in modo molto negativo sul progetto di Cortina, dicendo avevamo proposto delle alternative, non sono state considerate, non mettiamo in discussione la sovranità della Regione Veneto, che a questo punto vada avanti con sotto la sua responsabilità. Adesso prendiamo atto che non ci sarà una spesa economica perché interviene lo Stato, ma la domanda ci spiega che cosa è successo a livello CIO in questa valutazione, che cosa è cambiato da aprile quando era stato messo uno stop ben preciso al progetto, dicendo che non era congruo rispetto all'obiettivo olimpico. Si parlava di costi dei giochi, no? In questo caso la Regione ha detto ci assumiamo noi l'onere di trovare i fondi perché noi crediamo che questo sia importante per noi e ha portato un progetto economico sostenibile che non vada a impattare nel costo globale dei giochi, questa è una cosa importante, l'abbiamo chiesto noi. Secondo, che fosse assolutamente un progetto nuovo con un concetto diverso, ho detto prima giochi frugali, giochi essenziali, quindi il progetto viene ridimensionato dopo che siamo stati, ripeto, in Russia, in Corea e in Cina, dove chiaramente gli impatti erano diversi. Torniamo alla naturalità dello sport, quando lo sport essenzialmente, io questo penso di poterlo dire senza smentita, è fatto di atleti che corrono o praticano il campo di gara con la televisione. Abbiamo visto anche senza spettatori, perché a Tokyo non c'erano. Noi dobbiamo creare questa essenza, dopodiché costruiremo intorno il necessario. Quindi questo progetto torna a una naturalità e essenzialità dell'impianto o di questo impianto che è per bob, skeleton e slittino. Grazie.
No, ma non ho capito il CIO che percorso ha fatto. Ha fatto una valutazione, un'analisi, a un certo punto ha detto benissimo, ci avete portato un progetto, l'abbiamo accettato perché c'è una decisione assolutamente del governo, della regione di fare questo, accettiamo, perché soprattutto avete proposto un progetto che nelle formule essenziali si riconduce a quelle che sono le richieste del CIO stesso. Quindi la decisione è stata presa dopo che la Regione ha fatto l'opzione tra le 3 possibili soluzioni che risale a un mese e mezzo fa, quando ha abbandonato l'ipotesi del Luna Park che era economicamente insostenibile. Va bene, le domande difficili e anche un po' caustiche sono importanti perché ci obbligano a fare una revisione e a trovare delle soluzioni e delle risposte corrette. Io la ringrazio per queste risposte perché noi siamo obbligati davanti alla popolazione, davanti a chiunque voglia criticare, di arrivare con dati oggettivi. Oggi il progetto che si sta verificando è un progetto essenziale, che è la cosa più importante. Quindi grazie anche per queste domande perché ci obbliga a essere attenti. Non posso rispondere perché mi piace, non è così. Sì, le domande presuppongono poi una risposta. Spero di aver risposto, ma è stato valutato il progetto e il progetto oggi è fatto con queste linee guida. Senta, l'ultima. Prego. Lei ha parlato di sostenibilità e di leggerezza. L'esperienza di Torino è stata devastante. Perché? Ma io le faccio una domanda. È stata devastante nei risultati. Perché? Perché è costata 110 milioni di euro, perché dopo 6 anni era già chiusa, perché costava 1,5 milioni all'anno di euro mantenerla. Lei sa perché costava 1 milione e 100? Glielo dico io, perché lo gestivo. Perché le normative del tempo obbligavano ad avere una guardiania H24 in questa pista. C'era la monia. Ora stiamo cercando un sistema che abbatta queste cose, ma sia a livello economico sia a livello ambientale. Quindi, vede, si impara dagli errori. Ne abbiamo fatti tanti. Io, come ho detto prima, non posso dire cosa ho fatto di bene e non lo voglio neanche dire perché non ho fatto niente di bene. Cosa ho fatto di male lo voglio prendere come esempio da riportare alle persone che stanno facendo la votazione per evitare di fare gli stessi errori. La sostenibilità parte dall'evitare di fare grossi errori. Io ne ho fatti, ma ne ho fatti perché non ero chi decideva. La chiusura l'ha decisa il sindaco d'allora, che ha deciso e che oggi chiede di riaprirla, quella di Torino. Ci sarà un motivo se la stessa persona ha fatto una scelta e poi torna sui suoi passi. In termini di sostenibilità però c'è già una previsione di perdita ogni anno nella gestione dell'impianto Cortina di 400.000 euro. Come questo si concilia con il proclama che lei ha fatto prima, che è maturissimo? È giusto avere delle previsioni che vanno smentite poi dai fatti. Abbiamo bisogno di persone che gestiscano l'impianto a tutto tondo, come dei manager che creino le condizioni perché questo gap vada a diminuirsi quasi a zero, a break even, perché non possiamo pensare di gestire questo come una palestra comunale. Non è questo. Noi dobbiamo utilizzare questo impianto come dei manager, creando le condizioni perché vengano eventi, perché vengano gli sponsor, perché ci sia un'attività a supporto. Quindi se aspettiamo che qualcuno ci cada dentro non ne usciremo vivi, dobbiamo essere proattivi. Lo sport oggi è organizzazione, è managerialità, scusate il termine, e questo abbiamo bisogno di persone che la facciano funzionare in modo corretto con l'obiettivo di ridurre il gap economico fino a zero, possibilmente fare più €1, che sarebbe l'ideale. Però è chiaro che si parte con dati oggettivi, è inutile che facciamo i fenomeni dicendo non ci saranno perdite. Da quello però dobbiamo creare le condizioni perché queste perdite siano livellate a zero. Abbiamo delle piste in giro per il mondo che se lei può andare a Innsbruck, chieda di avere un'ora di allenamento. Oggi non gliela danno e sono pieni. Ma sono pieni, è piena la pista, ma sono pieni gli alberghi. Capisci? Quindi il concetto anche di ricadute sul territorio è fondamentale perché non c'è solamente quanto mi costa di elettricità, ma quanto ci guadagna il benzinaio che viene a ottobre o novembre a vede farsi il pieno piuttosto che il palettiere. Spero di aver risposto, c'è ancora, vada pure. No, era la struttura che volevo chiedere, che sto progettando. No, il problema è quello dei ritardi, perché il presidente Zaia ha detto noi abbiamo presentato un dossier. Io pensavo fossi contro il Bob, adesso non ti preoccupi di farlo velocemente. Ho detto, la domanda di prima è chiaro che sei contro il Bob, adesso giustamente ti preoccupi che venga contro il Bob, mi ricordo ancora, no, quasi Monti, ma vabbè, non importa. Sì, lo si vede. Nel dossier era prevista
40 mesi per realizzare l'opera dall'apertura dei cantieri. Adesso lo studio redatto da quell'istituto di ingegneria ha ridotto a 19 mesi. So che ha fatto una scelta per cui dice 19 per fare la pista e il resto lo facciamo in quell'anno di tempo che ancora abbiamo, ma come si può dimezzare? E poi, cronoprogramma alla mano, ci troviamo davvero in un ritardo pauroso, perché gli stessi ingegneri che hanno fatto questa analisi hanno detto che bisogna partire immediatamente. Da quando hanno detto che bisogna partire immediatamente siamo già in ritardo di altri 4 mesi, perché non mi risulta che ci sia lo studio di fattibilità pronto. Pensa se no fermo, cioè, farei l'apertura in prima pagina. E se lo facciamo? Anche. Cioè, l'ha fatta non cambia niente. Prego. È riuscito anche Renzi e Sara, sono riusciti a fare l'Expo. Ce lo auguriamo che venga fatto, ma la mia domanda è come ce la fate? Bene. Faremo bene e faremo nei tempi. Questo lo dico io, ma per esperienza ci metto la faccia, sono qui quel giorno. Lei poi non se la prenda con io proporrei di fare il giro di collaudo, lo facciamo fare a te. Com'è? No, da solo. No. Sì, spero di non avere 80 anni quel giorno, perché se non mi impedisce di salire sul podio. 2026? Non hai 80 anni, dai, cazzo sei giovane. I giochi hanno una peculiarità, che quel giorno a quell'ora si apre tutto. Dai, andiamo, scusami, ma dobbiamo andare avanti, grazie Beppe. Allora, prego. Sì, dai, dopo è a disposizione la dottoressa. Sì, no, in realtà era un po' la stessa cosa, capire che tempistiche ci sono per la parte di progettazione e poi di realizzazione, per la parte tecnica. Altro? Grazie. E allora volevo semplicemente darvi, me lo chiedono, scusatemi, il bollettino velocemente, così Ivo partecipi anche al bollettino. Allora, il bollettino, ve lo dico velocemente, sono tamponi molecolari 8.054.240 e si aggiungono i rapidi 12.627.000. Pensate che il totale dei tamponi fatti fino ad oggi in Veneto sono 20.681.000. Siamo ancora oggi la regione che tutti i giorni fa più tamponi nelle 24 ore. Per dare una dimensione, abbiamo delle regioni che hanno i nostri stessi abitanti che fanno un terzo dei nostri tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 4.716. 4.716 con 145.754 tamponi. Quindi una percentuale di positivi sui nostri tamponi è del 3,24. Ogni sera l'ufficio stampa Reggiani vi manda una tabella, non so se l'avete vista, vi dà il numero di tamponi di ogni regione italiana, la percentuale di positività dei loro tamponi, vedete che il Veneto è un ninnino sopra la media nazionale o spesso è sotto la media nazionale di positività. Perché? Perché facendo tanti tamponi si dimostra che non basta dire il Veneto è la regione, come fa qualcuno per deve sempre scrivere male, è la regione con più positivi. Ma bisogna dire che il Veneto è la regione che ha la percentuale di positivi più bassa, magari di 10-15 regioni che la precedono. Il numero di positivi ad oggi sono 585.000 dal 21 febbraio. I positivi invece di oggi sono 62.774. I ricoverati totali sono 1.341 più 55. E questi 1.341 sono così suddivisi: 174 in terapia intensiva più 7 e 1167 in area non critica. Vi faccio notare il numero di ricoveri dell'area non critica, una cinquantina di persone. Infatti siamo già al 17% di occupazione nell'area non critica. Terapia intensiva non Covid, un bel dato, 2,98, vuol dire che abbiamo 300 persone che non sono Covid, che comunque sono l'esito di interventi chirurgici, di attività ospedaliera non Covid. Totale dei decessi
12.201, siamo l'8ª regione in Italia per mortalità e quella che ha avuto meno morti tra le più colpite. Dimessi 24.758 dal 21 febbraio più 21. Questo è un tema che, se mi perdonatemi, so che voi l'avete già sentito questo ragionamento, ma vale la pena di farlo. Siccome uno degli adagi del popolo dei Novax è che tanto basta curarsi a casa, questi sono quelli ufficialmente che avevamo a casa, questi sono quelli che ufficialmente sono entrati in ospedale. Per far capire che il 95% delle persone si cura a casa, ma mediamente 24.000 sono stati curati in ospedale. Se li dividete per 3.000 medici di base, facendo proprio un conto della serva, 8, 16, 24, vuol dire che mediamente 8 persone, 8 pazienti su ogni medico che ne ha 1.500 da curare, sono andati in ospedale per diversi motivi, cioè dalla pneumologia alle malattie infettive o peggio ancora alle subintensive o alle intensive. Sul fronte delle vaccinazioni stiamo andando avanti bene, anzi lasciatemi ringraziare tutti i centri vaccinali, oltre che a tutti i medici che lavorano in ospedale, con non poche difficoltà, guardate, cioè anche perché il tema del rapporto con i non vaccinati, mi segnalano, è difficoltoso in molti casi, ci vengono segnalate anche aggressioni verbali di persone che sono in cura perché non vogliono addirittura determinate terapie, io veramente, i sanitari hanno tutto il mio ringraziamento e penso di esprimerlo a nome di quasi tutti i veneti, perché se qualcuno gli va ad insultare. Comunque anche ieri abbiamo fatto quasi 50.000 vaccinazioni, 49.107. Sulla terza dose, e faccio appello a tutti, 1.351.000 dosi abbiamo fatto, di terze dosi. Ormai si vede che dopo il quinto mese della seconda dose è necessaria la dose booster, quindi faccio appello soprattutto agli over 70, agli over 65, insomma agli over 70 in particolar modo, cioè chi ha più di 70 anni almeno, dopo i 5 mesi bisogna andare a farsi la terza dose. Ricordo che per gli over 80 c'è l'accesso libero, perché tra i vaccinati ricoverati in terapia intensiva abbiamo tutti over senza la terza dose. Ne abbiamo un paio che hanno la terza dose fatta da qualche giorno. Siamo ancora più o meno a oltre il 70% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati e quindi siamo preoccupati del fatto dell'accesso alle vaccinazioni. Potenzieremo ancora di più le vaccinazioni anche in questo periodo. L'obiettivo di 1,5 milioni di vaccinati nel periodo che andava dai primi di novembre a 31 dicembre, insomma penso che lo raggiungiamo perché stiamo viaggiando bene. Si inaugurerà il 26, se non ricordo male, un nuovo centro vaccinale a San Mandemiano, lo inaugureremo per i bambini, fra l'altro. Sul fronte bimbi la decisione spetta ai genitori, sto parlando di 5 e 11, ma comunque di minorenni in generale, spetta ai decisioni che in totale libertà, confrontandosi poi con i medici di riferimento, i pediatri di libera scelta, decideranno se vaccinare o non vaccinare il proprio bimbo. Inviterò la professoressa Dadalt, Viviana Dadalt, che insomma è un riferimento alla clinica pediatrica di Padova, a parlare, penso sta settimana, se ce la faccio, a parlare appunto di vaccinazione dei bimbi, perché molti genitori ci chiedono informazioni ed è giusto che queste informazioni abbiano delle risposte da parte della massima esponente, insomma, del mondo pediatrico. Chiediamo la massima attenzione, so che si vede questa zona gialla un po' come, ma alla fin fine è come prima. Sì, è come prima, perché vorrei ricordarvi, se non avessimo le vaccinazioni saremmo già chiusi, basta guardare i dati. Abbiamo un terzo delle ospedalizzazioni rispetto al periodo dell'anno scorso che aveva gli stessi contagiati quotidianamente. Quindi le vaccinazioni ci permettono oggi di restare aperti. Ai cittadini facciamo appello affinché si proteggano
negli assembramenti all'aperto e al chiuso, che facciano il tesoro delle indicazioni che abbiamo dato, delle raccomandazioni, ripeto, anche la semplice l'uso del tampone fai da te, che è raccomandazione addirittura e CDC, quindi dell'organo della pandemia internazionale, che dice che invita i cittadini ad arrivare anche a utilizzare un semplice fai da te in occasione dei pranzi, dei veglioni, eccetera. È un piccolo sacrificio, però tra un 5 euro e 6 euro di un tampone fai da te e un tubo in bocca in terapia intensiva, scusatemi la crudezza, penso che sia un bel investimento. Non dico che sia infallibile questo modo di fare screening, però sicuramente dai dati che abbiamo noi gran parte dei contagiati di ogni giorno vengono dai tamponi antigenici, perché non riusciamo a fare oltre un certo numero. Su 148.000 tamponi di oggi 25.000 sono molecolari e lì ci fermiamo, il resto sono tutti antigenici. Chiediamo la massima prudenza ai cittadini. Sostengo fino in fondo le attività dei sindaci che fanno ordinanze per le piazze, per le chiusure e quant'altro. Avete visto che anche le grandi metropoli a livello internazionale cominciano a fare in modo che gli assembramenti di fine anno nelle piazze non abbiano corso. Guardate che il tema è un tema importante, anche perché il nostro modello ci dice che comunque noi almeno fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita, quindi pian piano ci avviciniamo all'area arancione, che ci permetterà ancora di vivere quasi normalmente perché siamo vaccinati, ma chi non lo fosse comincerà a avere restrizioni non indifferenti, perché significa chiusura dei confini comunali, chiusura di molte attività, cosa che non accadrà ovviamente per chi è vaccinato. Io non aggiungo altro, se avete domande sul Covid, se no chiudiamo qui. Chiudiamo. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Becca a disposizione. Siamo sulla conferenza stampa di Zaia perché sappiamo che il governatore dovrebbe prestarsi per qualche minuto alle domande dei nostri colleghi. Vediamo se riusciamo ad avere qualche dichiarazione da Luca Zaia. Sappiamo che Ilaria Marchiori si sta avvicinando al governatore con Sandro Ponchio per quella che è di solito il punto stampa finale, le domande e le risposte sull'emergenza coronavirus. Abbiamo visto dati non bellissimi, anzi adesso ne sentiamo dalla viva voce del governatore. Questa notte è un emendamento che finanzia la pista di bob, una pista di bob che sarà ricostruita completamente? Assolutamente sì, si sta andando avanti, anche perché il progetto Olimpiadi va visto nella sua totalità, no? C'è la pista di bob, il trampolino, il villaggio olimpico, l'ammodernamento delle piste e poi tutto il valore che le Olimpiadi, proprio un valore già calcolato, porteranno come valore aggiunto, come evento internazionale olimpionico a Cortina, ma non solo, a tutte le nostre Olimpiadi. Non sarà una pista per il bob? Ma assolutamente no, guardi, cominciamo a chiarire che questa pista sarà utilizzata per almeno 3 discipline, bob, skeleton e slittino, e poi potrà essere utilizzata d'estate e anche d'inverno per tutti coloro che non sono degli sportivi ma vogliono provare l'ebbrezza di scendere e di utilizzare questa pista. Quali i tempi, le tempistiche di consegna? Ma guardi, noi dobbiamo fare le Olimpiadi nel 2026, quindi la pista deve essere pronta. Quale sarà il costo che sosterrà la Regione con il finanziamento che ne ha? Ma guardi, la pista costa 61 milioni, consideri che sono centinaia di milioni di euro di investimenti delle Olimpiadi, e dei 61 milioni, male che vada, sono 5 milioni di euro, ma dal conto economico che abbiamo probabilmente anche zero. Si punta anche all'organizzazione di Coppa del Mondo, mondiali negli anni successivi, anche per sostenere ulteriormente dal punto di vista economico la struttura? Ne ho già parlato con il Presidente della Federazione Internazionale Feriani e devo dire che ho trovato ampia disponibilità e noi confermo che ci candidiamo ai mondiali, ci candidiamo agli altri eventi e soprattutto chiederemo che venga da subito con la nostra edizione delle Olimpiadi 2026 introdotta anche la disciplina del bob paralimpico. Lei ha fatto un invito alla presenza
dei contagi, per un non vaccinato si potrebbe profilare l'arancione. Quale indicazione? Ma che non abbiamo bisogno di conflitti sociali, di spaccature sociali, perché siamo tutti una comunità, vaccinati e non vaccinati. Per lavorare in squadra, cercando magari di fare, non dico un passo indietro a qualcuno, ma un passo all'altro. Non può passare l'idea che questa è una semplice influenza, che basta curarli tutti a casa, o che è una congettura della dittatura internazionale o altra minata del genere, perché tutto ciò premesso, se qualcuno mi può spiegare come si svuotano gli ospedali, io sono qui ad ascoltare. Presidente, ieri alla conferenza delle regioni si parla di tamponi anche ai vaccinati in determinate situazioni, però non siete tutti d'accordo? Ma guardi, il tema è stato introdotto rispetto a determinate situazioni, si analizzerà, cercheremo di capire anche quali saranno le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico su questo fronte. Ad esempio, rispetto all'obbligatorietà vaccinale, io continuo a dire si dica che cosa si intende per obbligatorietà vaccinale, perché se mettere una multa a uno che non si vaccina, direi che questo è un surrogato dell'obbligatorietà vaccinale, e quindi io vorrei capire bene, perché tutti parlano di obbligatorietà, ci dicano tecnicamente. Mi rifiuto di pensare che in un paese civile, ma in generale in un paese, si possa prendere una persona con la forza pubblica e fargli contro la propria volontà un'iniezione. Siccome questo non può accadere, allora non vorrei che qualcuno vendesse l'obbligatorietà vaccinale come surrogato, no? Ti arriva la multa, stai a casa dal lavoro o ti chiudi in casa 10 giorni. Questa non è obbligatorietà vaccinale, questa è un'altra roba. Intanto a Jesolo ha anche riaperto il Covid Hospital. Beh, certo, ho guardato i dati. Quando tu carichi 50 persone, 55 persone al giorno in ospedale, da qualche parte li devi ricoverare. E siccome noi dobbiamo tenere, la linea degli ospedali puliti, dei reparti puliti, che tecnicamente si definisce così, cioè dai Covid, bisogna che i Covid vadano tutti in una direzione. Buon lavoro, grazie. Io ti saluto. Facciamo un pranzo organizzato. Sì, grazie. Vediamo se Ilaria Marchiori ci concede un ultimo istante per fare un po' il punto, ma a questo punto noi andiamo avanti con la nostra informazione. Abbiamo sentito, i dati non sono ottimali, adesso li vediamo insieme fra poco, ci sono parecchie nuove positività, ci sono ingressi in ospedale. Zaia raccomanda la massima attenzione in una settimana che potrebbe essere veramente decisiva per il futuro di questa emergenza. Lo vediamo fra poco, perché adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati a questa edizione un po' particolare del nostro Focus TG. Abbiamo seguito le due conferenze stampa di oggi del governatore Luca Zaia. Si è parlato da una parte del Teatro Stabile del Veneto, quindi di cultura, ma anche di sport con la pista di bob, che poi verrà estesa anche ad altre discipline, di Cortina d'Ampezzo. Si è parlato anche di emergenza Covid. Zaia ha fornito i dati più recenti, adesso li rivediamo insieme, ci dedichiamo qualche istante, perché sono importanti, perché quelli di ieri non erano del tutto aggiornati. Quelli di oggi ci dicono che ci sono 4.716 nuove positività legate ai tamponi che sono stati effettuati nelle scorse ore. Sono arrivati questa mattina, quindi sono proprio quelli più recenti. In questo momento abbiamo in Veneto 62.774 persone positive, un numero che cresce di almeno 1.000-2.000 unità ogni giorno. Sono 585.320 le persone che sono risultate positive al Covid, più di 1 su 10 è attualmente positiva, quindi è una situazione davvero in divenire. Sono da mettere purtroppo in drammatica statistica, 12.201 persone che hanno perso la vita dall'inizio del Covid a causa di questa pandemia. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è quella che ci parla della sanità. La vediamo assieme perché è decisamente importante, perché anche la sanità sta cominciando a denotare qualche
qualche pressione. Allora sono 1055 le persone positive ricoverate in area non critica, 112 quelle che si sono negativizzate, per un totale di 1167 persone attualmente ricoverate in terapia, scusate, in area non critica a causa del Covid. Sono 174 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 165 ancora positive, 9 che si sono negativizzate. Vediamo il bilancio rispetto a ieri. Un bilancio positivo di 53 unità in area non critica, un bilancio positivo di 6 unità in terapia intensiva, quindi continuano gli accessi, continuano gli ingressi negli ospedali da parte di persone positive, 14 i decessi negli ospedali del Veneto. Ma attenzione, c'è una differenza, c'è un dato in più, perché questo è solo il numero che riguarda i decessi legati alla sanità. Altre persone che perdono la vita a causa del Covid nella loro abitazione, nelle case di riposo, in altri tipi di strutture, vengono conteggiati nel sistema generale, non sono numeri, sono persone, lo ricordiamo sempre, e il numero dei decessi in realtà è pari a 26. 26 morti da ieri a causa del Covid in Veneto, un numero molto alto che avevamo visto solo pochi giorni fa. Questi erano i dati dell'emergenza. Vediamo adesso insieme con la regia di Fabio Verin le vaccinazioni. È importante vedere anche quelle perché è l'altra faccia della medaglia. Sono 50.000 le dosi somministrate nella giornata di ieri, 3.000 quasi le prime dosi, 2.149 i cicli completati, 44.000 gli addizionali, booster, chiamateli come volete. Il Veneto ha fornito il 96,9% delle dosi a disposizione. Il resto lo vediamo fra poco, perché adesso facciamo l'ultima brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, giornata di notizie importanti, perché abbiamo sentito che dalla voce del governatore Luca Zaia che insomma bisogna prestare grandissima attenzione da qui in avanti a causa del Covid, ma arriva una notizia anche nazionale che ci conferma che c'è grande attenzione comunque in tutta Italia. Record nella giornata di ieri per i Green Pass da tampone. Per la prima volta è stata superata quota 1 milione, ne sono stati scaricati 1.034.000. In totale ieri sono state scaricate 1.462.000 certificazioni verdi, ricordiamo, in tutta Italia. Quelle da vaccinazione sono state invece 411.844, altre 16.000 da guarigione. Complessivamente i Green Pass emessi da quando è entrata in vigore questa norma sono 162.044.000, quindi vuol dire che c'è da una parte volontà di seguire le regole, dall'altra insomma si spera di arrivare in fondo senza il vaccino. Questo riguarda uno zoccolo duro di moltissime persone, parliamo a livello nazionale. Ovviamente resta facoltativa la scelta di aderire alla campagna vaccinale, lo ha confermato anche il governatore Luca Zaia poco fa. Tutto il resto lo sentiamo nei nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Ringraziamo Fabio Verin e Alberto Piovesan per la regia, ringraziamo i colleghi che ci hanno permesso di portare a casa vostra tutte le notizie in diretta, ringraziamo voi per essere stati con noi fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.